Tutto bene con voi? Ok, oggi siamo qua, un venerdì sera. Sappiamo che tanti lavorano, ma stiamo qua per adorare il nostro Dio. Oggi con noi Pastor Wander, Bianca. Come ti chiami, ragazzo? Gabriel, Pastor Fabio, Natalia e anche la piccola. Vedere loro qua come ospiti con noi. E siamo qua per offrire un culto al nostro Dio, un'adorazione. E tante volte, ma è venerdì sì, si offre culto qualsiasi momento ao nostro Dio. E hoje um privilégio de avere loro con noi, dopo possiamo presentare meglio, ma la nostra grande gioia è che possiamo stare assieme in adorazione al nostro Dio. Tu che sei a casa adesso, che tu possa vivere anche questo culto, questo momento, in modo molto speciale, e che tu possa sentire questa grazia, questo grande amore di Dio, e offrire anche questo momento della tua vita a questo che Dio parlerà con te in questa sera. Perciò stiamo iniziando questo momento e possiamo pregare e possiamo consegnare il nostro cuore, la nostra vita alla guida del Signore. Chiudi i tuoi occhi, preghiamo, pensa nella tua vita, pensa in quello che Dio possa parlare con te, nella tua famiglia, pensa nei tuoi genitori, tuoi figli, tuo marito, tua moglie, e che questo momento sia una consegna. Culto é oferta, culto é consacrazione, culto é adorazione. Culto é estar assieme com o popolo, com a gente de Dio, com o popolo de Dio. Estar assieme e condividere, estar assieme e adorare. Nosso Padre, grazie. Questo privilegio, grazie. Questa libertà. Grazie, Padre, perché possiamo vivere questo momento in modo molto unico con te. È un momento che non si ripeterà, ma è un momento che vogliamo, Padre, avere questa intensità di adorazione e di consacrazione di vita a te. Ti ringraziamo, Padre, che questo è un privilegio che noi abbiamo e che sia la nostra offerta a te. Benedici e guidaci, oh Padre, e che possiamo, quando finire questo incontro, ritornare alle nostre case, soddisfatti, ma soprattutto trasformati dal tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Bem? Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare questo cantico, questa è la sua grazia, possiamo adorare e possiamo alzare la nostra bocca, la nostra voce e aprire la nostra bocca in adorazione al Signore. Amen? Amém. Ok. 2, 3, 1, Emerson. Ah. Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria.
tuo amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, sai, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia. Amen, Chiesa. Chi è contento di essere qua stasera, di avere un momento speciale con il Signore? Che possiamo avere questo momento di crescita, un momento in famiglia, che Lui possa parlarci al cuore, che possiamo essere ministrati della Sua parola. Perché oggi abbiamo questa opportunità di avere questo rapporto più profondo, un'opportunità di lodare un Signore, di avere un momento in cui Lui possa parlare ai nostri cuori. Quindi che lo facciamo con gioia, che lo facciamo con allegria, perché Lui merita la nostra lode, merita la nostra adorazione, merita tutto che abbiamo, merita tutto che siamo. Amen. Che possiamo cantare a Lui. Ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Dio ti protegga, ti benedica, che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Amen.
favore è per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, che ti riempia di circoli. È con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia. È per te Lui, 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 è per te su di te sia il suo favore e per 1000 generazioni, sia su tutta la famiglia e sui figli dei tuoi figli. Sia con te la sua presenza ti preceda e ti segua, che ti riempia di circoli. È con te Lui, è con te Lui, al mattino e alla sera, nel tornare, nel tuo pianto, nella gioia. È per te Lui, 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 è per te Lui. Dio, noi ti ringraziamo, Padre, perché tu sei un Dio fedele. Sei un Dio che prendi cura di noi mentre ancora noi dormiamo. E noi dedichiamo a te, Signore, le nostre vite, Signore. Noi siamo deboli, Signore, non meritiamo, Signore, la tua grazia, non meritiamo niente di quello che tu hai per noi. Ma sappiamo che la tua misericordia, Signore, che si rinnova ogni mattino, Padre. Succede questo, succede un Dio che guarisce, un Dio che prendi cura, un Dio che guida, Signore, nei nostri giorni. E noi ti lodiamo per questo, Signore, perché noi sappiamo che possiamo fidare i nostri figli, Signore, la nostra famiglia. Noi possiamo confidare in te, Signore, e essere guidati da te, Signore, è quello che noi chiediamo. Chiediamo che tu, Spirito Santo, Signore, questa sera parli alle nostre vite, Signore, alle nostre famiglie, finché noi possiamo essere trasformati, Signore, guidati da te, per raggiungere, Signore, quello che tu vuoi, Signore, la tua
benedetta volontà, oh Padre. Lodiamo il tuo nome, Signore, lodiamo il tuo nome, lodiamo il tuo nome. Quello che noi facciamo adesso, Signore, riceve la nostra adorazione, oh Padre, e parla ai nostri cuori questa sera. È quello che chiediamo e lodiamo in nome di Gesù. Amen e amen. Potete sedervi. Ok, Fabio, vieni qua. Facciamo così. Io presento Fabio, che è il pastore Fabio presenta il pastore Wander, no? Perché io conosco di più Fabio che il pastore Wander. Può girare di là. Ah, sei giovane ancora, no? Io che sono vecchietto qua. Pastor Fabio, ci conosciamo già quasi 30 anni, no? Tu già aveva 50 anni in quel periodo. Noi ci conosciamo già da un bel tempo da Mantova e lui adesso è a Roma e anche iniziato una chiesa a Goito in questo anno, no? 3 anni fa? Ok, 3 anni fa, ok. E Pastor Fabio sta oggi a fare la traduzione del Pastor Wander, ok? Così tu puoi presentare il Pastor Wander, ok? Un altro microfono qua per il traduttore. Buonasera, sono contento di essere qui, una chiesa che conosciamo già da tanti anni. Sì, una chiesa che conosciamo già da tanti anni, come ha detto Pastor Caio, ci conosciamo da penso 30 anni. E non perché siamo vecchi, ma perché ci conosciamo, eravamo ragazzini, no? Quindi sono passati 30 anni, quindi siamo sulla casa dei 40. No, scherzando. Abbiamo veramente il privilegio di avere con noi per una quindicina di giorni il pastor Wander. Lui è pastore della prima chiesa battista di un quartiere di Rio che si chiama Recreio dos Bandeirantes. È una chiesa con migliaia di membri, penso 9.000 membri, né? Una chiesa che conta sui 9.000 membri, un'unica chiesa locale con 9.000 membri, una cosa per noi in Italia, no? Una cosa quasi ipotetica, una cosa. Però un uomo di Dio ha iniziato questa chiesa, praticamente ha preso la chiesa con 14 membri 35 anni fa e sta facendo un bellissimo lavoro lì in quella città brasiliana. È accompagnato dalla moglie Bianca e dal figlio Gabriele e io sono accompagnato da mia moglie Natalia e dalla mia figlia Maria Olivia. Ok? Pastor Wander è un amico dell'Italia, penso che dal secondo o terzo anno che ero qui in Italia, io sono qui da quasi 25, lui veniva a trovarmi per aiutarmi, no, nelle predicazioni, anche nei consigli, era ed è una sorta di mentore e quindi ringrazio tanto per la sua vita e, insomma, solo per una breve presentazione, non è che è arrivato qui oggi. Questa chiesa di Treviso l'ha visitata penso 2 o 3 volte in questo periodo, quindi una nel 2008 e poi nel 2023, se non mi sbaglio, 2023, ok, 2024. Bene, ho fatto già la presentazione. Sono mancino, quindi cambio. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez. Fratelli, è una gioia essere qui ancora una volta. Agradeço ao pastor Caio o convite, a toda a igreja, para podermos compartilhar da palavra de Deus. Ringrazio il pastore Caio, l'invito, ringrazio tutta la Chiesa per poter un'altra volta condividere la parola di Dio. E nessa noite nós vamos fazer uma reflexão sobre a família. E questa sera faremo una riflessione sulla famiglia. E tudo que a gente aprende sobre a família ou sobre qualquer outro tema do cristianismo, nós retiramos da Bíblia, da palavra de Deus. E ogni cosa impariamo sulla famiglia o su qualsiasi tema riguardo il cristianesimo, noi li traiamo dalla parola di Dio. Eu quero convidar você, se você tem uma Bíblia, em 1 Samuel capítulo 4. E ti invito ad aprire la tua Bibbia, se ne hai una, in 1 Samuele capitolo 4. Nós vamos ler dos versículos 12 a 22. Leggeremo dal versetto 12 al versetto 22.
Primo Samuele, capitolo 4, dal 12 al 22. Allora, dice così la parola di Dio, Primo Samuele 4, dal 12 al 22. Un uomo di Beniamino, fuggito dal campo di battaglia, arrivò di corsa a Silo a quel medesimo giorno e con le vesti stracciate e la testa coperta di terra. Quando giunse, Elì stava sull'orlo della strada seduto sulla sua sedia, aspettando ansiosamente, perché gli tremava il cuore per l'arca di Dio. Appena quell'uomo entrò nella città, portando la notizia, un grido si alzò da tutta la città. Elì, udendo le grida, disse: «Che significa questo tumulto?» E quell'uomo corse a portare la notizia a Elì. Elì aveva 98 anni, la vista gli si era indebolita, così che non poteva vedere. Quell'uomo disse a Elì: «Sono io che vengo dal campo di battaglia e che ne sono fuggito oggi». Ed Elì disse: «Come sono andate le cose, figlio mio?» E colui che portava la notizia rispose: «Israele è fuggito davanti ai Filistei. Vi è stata una grande strage fra il popolo. Anche i tuoi 2 figli, Ofni e Fineas, sono morti e l'arca di Dio è stata presa». Appena udì menzionare l'arca di Dio, Elì cadde dalla sua sedia all'indietro accanto alla porta, si ruppe la nuca e morì, perché era un uomo vecchio e pesante. Era stato giudice di Israele per 40 anni. Sua nuora, moglie di Fineas, era incinta e prossima al parto. Quando udì la notizia che l'arca di Dio era stata presa e che suo suocero e suo marito erano morti, si curvò e partorì, perché sorpresa a un tratto dai dolori. Mentre stava per morire, le donne che assistevano le dissero: «Non temere, poiché hai partorito un figlio». Ma lei non rispose e non ci fece caso. Al suo bambino mise il nome Icabod, dicendo: «La gloria si è allontanata da Israele», perché l'arca di Dio era stata presa ed erano morti suo suocero e suo marito. E disse: «La gloria si è allontanata da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa». Esse é dos lindos textos da Bíblia que fala de uma família. Questo è uno dei testi della Bibbia che parla di una famiglia. Meus irmãos e irmãs, nós podíamos usar muitos textos da palavra de Deus no Velho e no Novo Testamento sobre família. Fratelli e sorelle, noi potevamo usare molti testi della parola di Dio, sia tratti del Nuovo Testamento che dal Vecchio Testamento, che parlano sulla famiglia. Mas eu creio que essa noite o Espírito de Deus vai nos falar nesse texto. Ma io credo che in questa sera lo Spirito di Dio ci parlerà tramite questo testo. Como certamente você sabe, quando nós lemos a Bíblia, um texto da Bíblia, Come sicuramente lo sai, quando leggiamo la Bibbia, un testo della Bibbia, nós temos que entender o contexto que aquele texto foi escrito. noi dobbiamo capire, comprendere il contesto in cui quel testo è stato scritto. Eu vou contar um pouco do contexto dessa história. Io vi racconterò un po' del contesto di questa storia. Eli é um homem citado aqui muitas vezes. Elì è l'uomo qui citato ed è citato molte volte. Ele foi sacerdote por 40 anos. Lui è stato un sacerdote per 40 anni. E a sua família, Eli tinha 2 filhos, um chamava-se Ofni e outro Finéias. E lui aveva 2 figli, uno si chiamava Ofni e l'altro Fineas. Era uma família de linhagem sacerdotal. Era una famiglia di lignaggio sacerdotale. E Deus havia feito uma profecia, dito alguma coisa sobre essa família. E Dio aveva fatto una profezia, detto un qualcosa riguardo a questa famiglia. Que a família de Eli, a sua descendência, iria ministrar para sempre. Che la famiglia di Elì e la sua discendenza avrebbero ministrato per sempre. Essa era a vontade de Deus. Questa era la volontà di Dio. Esse era o projeto de Deus para a casa de Eli. Questo era il progetto di Dio per la casa di Elì. Quando Deus tem um projeto
projeto para nossa família, para nossa casa, esse projeto é um projeto do bem. Quando Dio ha un progetto per la nostra famiglia, per la nostra casa, questo è un progetto del bene. Uma coisa que você tem que ter no seu coração, na sua mente, que Deus tem sempre alguma coisa boa para sua casa. Una cosa che tu devi avere in mente, nel cuore, è che Dio ha sempre una cosa buona per la tua casa. Deus não planeja mal para você. Dio non pianifica il male per te. Ele sempre planeja alguma coisa maravilhosa para a vida dos seus filhos Lui também. pianifica sempre un qualcosa di meraviglioso per la vita dei suoi figli. Mas a Bíblia conta que a família de Eli, a casa de Eli, não honrou a Deus. Ma la Bibbia ci racconta che la famiglia di Eli, la casa di Eli, non ha onorato Dio. E aquilo desagradou profundamente a Deus. E il Signore dispiacque profondamente per quello. E Deus disse que iria tirar a força daquela casa. E il Signore ha detto che avrebbe sottratto la forza di quella casa. Deus tenha misericórdia da minha casa e da sua casa. Che Dio abbia misericordia della mia casa e della tua casa. Imagina quando Deus diz, eu vou tirar a força de uma família. E immaginate quando Dio dice, io sottrarrò la forza a quella famiglia. E ele disse, não haverão velhos na sua casa, não haverão idosos na sua casa. Lui ha detto, non ci saranno vecchi in casa tua, non ci saranno persone di lunga età a casa Eu tua. vou levantar um outro sacerdote. Io alzerò un altro sacerdote. Tudo isso, gente, porque Eli não honrou a Deus. E tutto ciò perché Eli non ha onorato Dio. Eli desobedeceu a Deus. Eli ha disubbidito Dio. A sua casa não foi fiel a Deus. La sua casa non è stata fedele a Dio. Então nós temos uma relação aqui muito importante. E quindi noi abbiamo un rapporto molto importante. Na Bíblia nós vemos que a bênção de Deus, Nella Bibbia noi vediamo che la benedizione di Dio, a bênção de Deus está ligada à obediência a Deus. la benedizione di Dio è legata all'obbedienza a Dio. É claro que Deus nos abençoa muito mais do que Ed è nós ovvio che Dio obedecemos. ci benedice molto di più di quanto lo meritiamo. Nós somos abençoados muito acima do que nós mereceríamos. Noi siamo benedetti molto oltre di quanto potessimo meritare. Por isso que a Bíblia fala que Deus derrama graça e misericórdia sobre nós. Ed è per questo che la Bibbia dice che Dio riversa grazia e misericordia su di noi. Mas guarda no teu coração que há uma correlação Ma serbate nel vostro cuore che c'è una correlazione entre obedecer a Deus tra obbedire Dio e ser abençoado por ed Deus. essere benedetti da Dio. E aqui Deus estava desagradado de Elias. E quindi qui il De Eli. Signore era dispiaciuto di Elia. Eli estava entristecendo o coração de Deus. E Eli stava rattristando il cuore di Dio. Os seus filhos, Ofni e Finéias, estavam entristecendo a Deus. I suoi figli Hofni e Finè stavano rattristando Dio. Agora nós vamos entrar um pouco no texto que nós acabamos de ler. Adesso ci addentreremo nel testo che abbiamo appena letto. Se houve um povo que sempre guerreava com Israel, eram os filisteus. Se c'è stato un popolo che ha sempre combattuto contro Israele, questo popolo erano i Filistei. Você vai entender um pouco essa região da Filistia, é o que corresponde hoje à região da faixa de Gaza. Proprio per contestualizzare la Filistia di una volta, oggi loro sarebbero più o meno lì dove c'è la fascia di Gaza. Sempre houve conflito entre os povos. C'è sempre stato un conflitto tra questi E os popoli. filisteus estavam atacando Israel. E i Filistei stavano attaccando Israele. E houve uma guerra. E c'è stata una guerra. E naquela guerra os dois filhos de Eli morreram. E in quella guerra i due figli di Eli sono morti. Ofni e Finéias estão mortos. Hofni e Finés erano morti. Mas Ofni e Finéias eram também líderes de Israel. Ma Hofni e Finés erano anche dei leader in Israele. Os filhos de um sacerdote eram tão importantes quanto o sacerdote. I figli di un sacerdote erano tanto importanti quanto i propri Eles eram também sacerdoti. pastores dentro do povo. E loro erano anche pastori tra il popolo. Então agora Ofni e Finéias estão mortos. Quindi ora Hofni e Finés erano morti. Os filisteus mataram na guerra os filhos de Eli. I Filistei hanno ucciso in guerra i figli di Eli. Mas eles fizeram uma outra coisa muito grave. Ma loro hanno fatto un'altra cosa molto grave. Eles não só mataram os filhos de Eli, como eles levaram a arca de Deus. Loro non hanno solo ucciso i figli di Eli, ma loro hanno portato anche via l'arca di Dio. E você que conhece a Bíblia sabe o significado da arca de Deus. E tu che conosci la Bibbia sai il significato dell'arca di Dio. A arca de Deus era o símbolo da presença de Deus. L'arca di Dio simboleggiava la presenza di Dio. Aquela arca era muito importante para Israel. Quell'arca era molto importante per Israele. E os filisteus sabiam disso. E i Filistei sapevano di questo. E tirar a arca é como se tirasse a presença de Deus. E portare via l'arca era come portare via la presenza di Dio. Quando Deus está presente,
Quando Dio è presente, o Velho Testamento diz que a glória de Deus está ali. il Vecchio Testamento dice che lì c'è anche la gloria di Dio. A presença de Deus estava simbolizada naquela arca. La presenza di Dio era simboleggiata tramite quell'arca. A glória de Deus estava simbolizada naquela arca. La gloria di Dio era simboleggiata in quell'arca. Aquela arca era um instrumento tão importante Quell'arca era uno strumento molto importante. que até para carregar a arca tinha que ter muito cuidado. Era talmente importante che per portarla in giro doveva fare molta attenzione. Agora você pode imaginar o que está acontecendo aqui no texto. Allora provate ad immaginare quello che sta succedendo qui in questo testo. A arca de Deus foi levada pelo inimigo. L'arca di Dio è stata portata via dal nemico. O inimigo matou os 2 filhos do sacerdote Eli. E il nemico ha ucciso i 2 figli del sacerdote Eli. E agora chega a notícia até onde Eli estava. E adesso arriva la notizia fino a dove stava Eli. A Bíblia conta que houve um alvoroço naquela cidade. La Bibbia dice che c'è stato un trambusto in quella città. Uma notícia ruim estava chegando. Una notizia cattiva stava arrivando. Eli tinha 98 anos. Eli aveva 98 anni. Ele estava muito obeso, diz a Lui Bíblia. era molto obeso, molto grasso. E naquela hora, quando o mensageiro deu a notícia, E in quel momento, quando il messaggero ha consegnato la e notizia, eram 2 notícias. ed erano 2 notizie, A primeira, seus filhos estão mortos. la prima, i tuoi figli sono morti. Imagina isso, você pai, você mãe. Allora prova ad immaginare questo, tu che sei un padre, sei una madre. Os teus 2 filhos estão mortos. I tuoi 2 figli sono morti. E a arca de Deus foi levada. E l'arca di Dio è stata sottratta. Naquela hora, In quel momento a Bíblia conta que Eli morre. la Bibbia dice che Eli muore. Parece que ele tem um ataque fulminante do coração. Sembra che lui abbia avuto un attacco fulminante nel cuore. Ele al cai da cuore. cadeira e quebra o pescoço. E lui cade all'indietro e rompe la nuca. Agora vamos a uma das mulheres que era exatamente casada com um dos filhos de Eli. Adesso vediamo una delle donne che era sposata con uno dei figli di Eli. Ela era a mulher de Finéias. Era la moglie di Finea. Ela estava grávida. Lei era incinta. E agora ela recebe a notícia de E- que seu sogro está morto. E adesso lei riceve la notizia che suo suocero è morto. Seu sogro está morto. Suo suocero è morto. Seu cunhado está morto. Suo cognato è morto. Seu marido está Suo morto. marito è morto. E a arca de Deus foi tomada. E l'arca di Dio è stata sottratta. E aquela mulher está grávida. E quella donna è incinta. E a Bíblia declara que ela entra prematuramente em trabalho de E la parto. Bibbia dice che lei entra in travaglio di parto prematuramente. Ela começa a ter uma criança, Lei inizia a partorire, mas ela tem uma situação dramática. ma lì intorno c'è una situazione drammatica. Você que é mãe que está aqui pode imaginar isso. Tu che sei madre ed è qui puoi immaginare questo. Notícias de desgraça, Notizie di disgrazia. notícia de morte. Notizie di morte. Seu marido morreu, Tuo marito è morto. seu sogro é Tuo morto. suocero è morto. E agora ela tem aquela criança. E adesso lei partorisce quel bambino. A Bíblia diz que as mulheres de Israel se aproximaram La dela, Bibbia dice che le donne di Israele si sono avvicinate a lei e l'hanno circondata. tentaram animá-la, Hanno cercato di animarla, mas ela não ficava animada. ma lei non si incoraggiava per niente. E ela tem aquela E criança. quindi lei partorisce e dà alla luce quel bambino. E aquela época era muito comum E in quell'epoca era molto comune se colocar o nome do filho a um fenômeno para simbolizar um momento da história de nominare il Israel. figlio con un momento della storia di Israele. E ela coloca o nome do filho de Icabô ou Icabode. E lei nomina il figlio, dà il nome al figlio Icabod. Esse nome significa glória de Deus se foi. E questo nome significa la gloria di Dio se n'è andata. Icabô, Icabod. Icabô. Icabod. A glória de Deus foi embora de Israel. La gloria di Dio se n'è andata da Israele. E a Bíblia diz o porquê que a glória de Deus E la foi Bibbia embora. dice perché la gloria di Dio se n'è andata. Primeiro, porque a arca de Deus, o símbolo da presença de Deus, foi embora. Uno, perché l'arca di Dio che simboleggiava la presenza di Dio se n'era andata. E porque o marido dela estava morto. E perché il suo marito era morto. O sacerdote estava Il morto. sacerdote era morto. A glória de Deus se foi. La gloria di Dio se n'è andata. Eu queria que você agora trouxesse tudo que está acontecendo para a imagem daquela família. E io vorrei che tu adesso pensasse a quello che quella famiglia avrebbe immaginato. Vocês lembram que eu disse há pouco antes? Vi ricordate quello che io ho detto poco prima? Deus tinha um propósito para aquela família. Dio aveva un proposito per quella famiglia. Era um propósito de vitória e de bênção. Era un proposito di vittoria e di benedizione. Eli era sacerdote 40 anos. Elia era sacerdote
sacerdote ormai da 40 anni. Seus filhos eram sacerdotes com ele, Suoi figli erano sacerdoti con lui, mas eles não honravam a Deus. ma loro non onoravano Dio. Aquela família não obedeceu a Quella Deus. famiglia non ha obbedito Dio. Aquela família foi rebelde diante de Quella Deus. famiglia è stata ribelle davanti a Dio. E agora a Bíblia diz que a glória de Deus sai de perto deles. E adesso la Bibbia dice che la gloria di Dio esce dalla loro presenza. Deus não está feliz com a casa de Eli. Dio non era contento con la casa di Eli. Você não pode esquecer de uma coisa importante. Tu non devi dimenticare una cosa importante. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Dio ha permesso che quello succedesse. Deus permitiu que os filisteus cercassem Israel. Dio ha permesso ai filistei di circondare Israele. Muitas vezes Deus usou o inimigo para disciplinar Israel. E molte volte Dio ha permesso al nemico di disciplinare Israele. Às vezes Deus deixa com que nós passemos problemas na vida para nos disciplinar. A volte Dio permette che passiamo per dei problemi nella vita per disciplinarci. Muitas vezes nós estamos sofrendo, Deus está permitindo o A sofrimento. volte noi stiamo soffrendo perché Dio sta permettendo quella sofferenza. O sofrimento é uma maneira pedagógica de Deus trabalhar. La sofferenza è un modo pedagogico di Dio di lavorare. Porque eu e você somos carne. Perché io e te siamo carne. Nós somos pecadores. Noi siamo peccatori. Nós somos fracos. Noi siamo fragili. Então Deus tem a sua maneira de nos disciplinar. E quindi Dio ha il suo modo per disciplinarci. Então Deus permitiu que Israel sofresse. Quindi Dio ha permesso a Israele di soffrire. Deus permitiu que a casa de Eli sofresse. Dio ha permesso che la casa di Eli soffrisse. Deus permitiu que seus filhos morressem na batalha. Dio ha permesso che i suoi figli morissero in battaglia. Deus permitiu que a arca fosse embora. Dio ha permesso che l'arca fosse stata sottratta. Deus amava o seu povo. Dio amava il suo popolo. Você não pode perder isso da sua mente, Tu da sua non puoi visão. perdere questo dalla tua mente. Mas Deus está querendo ensinar alguma coisa a Israel naquele Ma momento. Dio vuole insegnare qualcosa a Israele in quel momento. E quando eu olho para esta família, E quando io guardo questa famiglia, eu também olho para a minha família e penso na sua família. io penso alla mia e alla tua famiglia. A família é o núcleo mais importante da nossa vida. La famiglia è il nucleo più importante della nostra vita. A família não foi um projeto de um pastor, de um padre, de um sacerdote. La famiglia non è stato il progetto di un pastore, di un padre o di un sacerdote. A família vem pela vontade de Deus. La famiglia nasce dalla volontà di Dio. Foi o próprio Deus que fez o primeiro casamento. È stato il Dio stesso a fare il primo matrimonio. Ele estava no jardim com Adão e Eva e ele celebrou aquela cerimônia de Lui si casamento. trovava lì nel giardino dell'Eden con Adamo ed Eva e lui stesso ha celebrato quella cerimonia. A Bíblia é cheia de ensinamentos sobre família. La Bibbia è piena di insegnamenti sulla famiglia. A Bíblia se posiciona claramente a favor da família. La Bibbia si posiziona chiaramente in favore della famiglia. Nós sabemos que a psicologia fala muito da importância da família. Noi sappiamo che la psicologia parla molto dell'importanza della O famiglia. papel dos pais na vida dos seus filhos. E il ruolo dei genitori nella vita dei propri figli. A relação dos filhos com seus pais. Il rapporto tra i figli e i genitori. A importância da formação de uma criança. L'importanza della formazione di un bambino. A saúde de uma casa, como interfere na vida de um filho. La salute di una casa come interferisce nella vita di un figlio. Então a família é projeto de Deus. Quindi la famiglia è progetto di Dio. Mas muitas vezes nós desobedecemos o projeto. Ma molte volte noi disubbidiamo a questo progetto. Nós trocamos o projeto. Noi cambiamo il progetto. Deus tinha um propósito de bênção. Dio aveva un proposito di benedizione. Deus não tinha um propósito de maldição na casa de Eli. Dio non aveva un proposito di maledizione per la casa di Eli. Mas ele deixou aquilo acontecer. Ma lui ha permesso che quello succedesse. E aquela palavra daquela mulher foi muito E importante. quella parola di quella donna è stata molto importante. Ela bota o nome no filho de Icabod. Lei nomina il bambino Icabod. A glória de Deus se foi. La gloria di Dio se n'è andata. Agora me deixa aplicar isso às nossas vidas de novo. Allora lasciatemi applicare questo alla nostra vita. Como que a glória de Deus vai embora de nós? Come la gloria di Dio se ne va da noi. A glória de Deus pode se afastar de nós. La gloria di Dio può allontanarsi da noi. Mas nós não temos o Espírito Santo. Ma noi non abbiamo lo Spirito Santo. Nós não fomos selados com o Espírito Noi non Santo. siamo stati sigillati con lo Spirito O Espírito Santo. Santo não abençoa todos nós. Lo Spirito Santo non benedice tutti noi. Nós não somos o templo do Espírito Noi non Santo. siamo il tempio dello Spirito Santo. Mas Paulo ensina uma coisa muito Ma importante no Paolo Novo insegna Testamento. una cosa molto importante nel Nuovo Testamento. Nós temos que deixar o Espírito Santo encher a gente. Noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo di riempirci. Encher o marido, encher a esposa, encher os filhos. Riempire il marito,
riempire la moglie, riempire i figli. E às vezes nós fazemos como Eli estava fazendo. Ma a volte noi facciamo come Eli stava facendo. Como Ofni e Finéias, os seus filhos estavam fazendo. Come Hofni e Fineas, i suoi figli stavano facendo. E Deus parece que vai embora da nossa casa. E Dio sembra che se ne va da casa nostra. Casas que não têm paz. Ci sono delle case dove non c'è pace. Você conhece casas que não têm alegria? Conosci delle case in cui non vi è l'allegria? Casamentos que não têm a bênção. Matrimoni che non hanno la benedizione. Mas é porque Deus não quer abençoar? Ma è perché? Perché Dio non vuole benedire? Não, Deus quer abençoar. No, Dio vuole benedire. Mas muitas vezes nós nos comportamos como a casa de Eli. Ma molte volte noi ci comportiamo come la casa di Eli. Eu vou te dizer agora as razões. Adesso vi dirò le ragioni. O que a Bíblia mostra para nós? E che cosa la Bibbia ci mostra? Por que a glória de Deus se foi? Perché la gloria di Dio se n'è andata? Por que a glória de Deus se afastou da casa do sacerdote? Perché la gloria di Dio si è allontanata dalla casa del sacerdote. Primeiro, os filhos de Eli não temiam a Deus. I figli di Eli non temevano Dio. Os filhos de Eli não temiam a Deus. I figli di Eli non erano timorati di Dio. É a Bíblia que diz isso. È la Bibbia che dice no questo. capítulo 2. Nel capitolo 2. De 12 a 17. Dal 12 al 17. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, profanavam o templo. La Bibbia dice che Ofni e Fineas, i figli di Eli, profanavano il tempio. Eles brincavam com a sexualidade. Loro scherzavano con la sessualità. Eles abusavam das mulheres. Loro abusavano delle donne. Eles pegavam ofertas. Loro prendevano per sé le offerte. Era permitido que o sacerdote vivesse com uma parte da oferta. Era permesso che i sacerdoti vivessero con una parte delle offerte. Mas eles eram abusivos. Ma loro erano abusivi. Eles pegavam muito mais do que precisavam. Loro prendevano molto di più di quanto avessero bisogno. A Bíblia diz que eles profanavam as coisas de Deus. La Bibbia dice che loro profanavano le cose di Dio. É como muita gente que vive na igreja, mas vive longe das coisas de Deus. È come molta gente che vive in chiesa ma lontani dalle cose di Dio. O pecado deles, diz a palavra, era grande diante do Senhor. Il peccato loro, come dice la parola, era grande davanti al Signore. Mas deixa-lhe fazer uma pergunta muito séria. Ma lasciami farti una domanda molto seria. Onde estava Eli? Dov'era Eli? Onde estava Eli? Dov'era Eli? Onde estava o pai desses meninos? Dove si trovava il padre di questi ragazzi? Onde estava a autoridade deste pai? Dove stava l'autorità di questo padre? Esse é um assunto muito sério. Questo è un argomento molto serio. Pastor Caio, nós podíamos ficar aqui muitos dias. Pastore Caio, potevamo trascorrere qui molti giorni. Falando da palavra de Deus e da autoridade de Deus. Parlando della parola di Dio e dell'autorità di Dio. E a autoridade que Deus dá a um pai, a um chefe de família. E l'autorità che Dio dà ad un padre, ad un capo di famiglia. Eli não foi o que deveria ter sido como pai. Eli non è stato quello che sarebbe dovuto essere come padre. Deus deu ao homem uma liderança na família. Dio ha dato all'uomo una leadership all'interno della famiglia. É uma responsabilidade sacerdotal. È una responsabilità sacerdotale. Ele devia ser pastor primeiro da sua casa. Lui prima doveva essere il pastore di casa sua. Mas Eli não fez isso. Ma Eli non ha fatto questo. Onde está esse pai? Dov'era questo padre? Havia uma inversão de valores na casa de Eli. C'era un'inversione dei valori all'interno della famiglia di Eli. Os seus filhos brincavam com as coisas de Deus. I suoi figli scherzavano, giocavano con le cose di Dio. Isto é muito sério. Questo è molto serio. Pais que não assumem a sua função. Genitori che non assumono la propria funzione. Filhos que não honram seus pais. Figli che non onorano i suoi genitori. Quando nós começamos a inverter as coisas na Bíblia, Quando noi iniziamo a invertire le cose nella Bibbia, aquilo que a Bíblia nos ensinou, ciò che la Bibbia ci ha insegnato não vai dar certo. non andrà a buon fine. Nós desobedecemos. Noi disobbediamo, Nós ferimos a palavra. noi feriamo la parola, Nós desonramos a Deus. noi disonoriamo Dio. E nós temos que ter muito cuidado. E noi dobbiamo avere molta cura, fare Eu vou- molta attenzione. Vou contar uma história para você. Io vi racconto una storia. Há muitos anos atrás, Molti anni fa, há mais de 30 anos, a nossa igreja começou muito pequena. più di 30 anni fa, la nostra chiesa è iniziata, eravamo pochi.
Nós éramos mais ou menos umas 14 pessoas. Noi eravamo circa 14 persone E havia um casal muito amado. e c'era una coppia molto amata E eles queriam cuidar de mim como pastor. e loro volevano prendersi cura di me come pastore. E me convidavam para ir almoçar na casa deles. E loro mi invitavano per mangiare a casa loro. E eu, muitas vezes, aos domingos, eu fui à casa deles. E a volte, domenica, per diverse volte andavo a casa loro. E nós estávamos sentados à mesa com a refeição. E mentre eravamo lì seduti a tavola c'era il pasto. Mas quando acabávamos a refeição, entrávamos naquela parte da sobremesa. Ma quando finiva il pasto c'era la parte del dessert. Aquela mãe estava mais à vontade, ela resolvia falar coisas profundas. E in quel momento lì, che era il momento del dessert, la mamma si sentiva al proprio agio e quindi apriva il cuore e parlava di cose più profonde. E ela tinha um tema em preferência. E quindi lei aveva un tema preferito. Ela gostava de falar mal da igreja e do pastor. A lei piaceva parlare male della chiesa e del pastore. Como eu estava presente, E come io ero presente, ele não falava de mim, lei non parlava di me, mas ela falava de outros pastores que ela conheceu. ma lei parlava di altri pastori che lei conosceva. Nenhum deles servia. Nessuno di loro serviva. E ela falava mal das igrejas por onde ela passou. E lei parlava male delle altre chiese dove era E passata. naquela mesa estava ela, o marido, eu e os filhos. E intorno a quel tavolo c'ero io, il marito, lei, i figli. E ela fez isso muitas E vezes. lei ha fatto questo diverse volte. Eu tentava trazer aquela conversa para uma outra direção. Io cercavo di cambiare la conversazione, modificare la Eu conversazione. trazia palavras de ensinamento para ela. E io portavo delle parole di insegnamento a lei. Mas ela não ouviu. Ma lei non mi ha dato ascolto. Os seus 2 filhos ouviam todo domingo. I suoi 2 figli ascoltavano ogni domenica. Toda hora eles ouviam mal sobre pastores e igrejas. Ad ogni domenica loro ascoltavano parlare male dei pastori delle chiese. Eles eram muito pequenos. Loro erano molto piccoli. Eles não estão ouvindo. Loro non sentono niente. Eles não sabem o que nós estamos Loro conversando. non sanno quello che stiamo parlando. Isso é uma mentira. Questa è una bugia. A criança está observando tudo que está sendo dito. Il bambino sta osservando ogni cosa che viene detta. Ela sabe exatamente qual é a direção da conversa. Il bambino sa esattamente la direzione della conversazione. Ela pode não saber detalhes das coisas, Può non sapere i dettagli, mas ela sabe se é bom ou se é ruim. ma sa se è buono o se non è buono. Deixa eu encurtar um pouco a história para você. Quindi per accorciare la storia, Esses 2 filhos questi 2 figli cresceram sono cresciuti e eles não querem saber de igreja até hoje. e non vogliono sapere di chiesa fino ad Porque oggi. lá dentro deles, Perché là nel loro inconscio, là nenhum dentro, pastor serve. nessun pastore è buono abbastanza. A igreja é um lugar horrível. La chiesa è un posto orribile. Passou mais de 20 anos. Sono trascorsi più di 20 anni. Ela dia me procurou Un giorno lei mi ha contattato, mi e ha ela disse cercato assim para mim: e mi ha detto: Pastore, pastor, onde eu errei? dove ho sbagliato? O que eu fiz de errado? Cosa ho fatto di sbagliato? Meus filhos não querem saber de Deus. I miei figli non vogliono sapere di Dio. Eles debocham da Bíblia. Loro prendono in giro la parola. E eu falei para ela: você se lembra na sua casa os almoços? E io ho detto a lei: ma ti ricordi a casa tua i pranzi? Você criticava os pastores. Tu criticavi i pastori. Como você quer que os seus filhos amem a igreja e respeitem pastores? Come volevi che i tuoi figli amassero i pastori e la chiesa. E ela entrou numa profunda agonia muitos anos. E lei è entrata in una profonda agonia per molti anni. Dia ela teve câncer e morreu. Un giorno lei ha avuto un cancro ed è morta. Até hoje, Fino ad oggi os seus filhos nunca mais voltaram à i igreja. suoi figli non sono mai più tornati in chiesa. É muito sério o que nós fazemos dentro de casa. È molto serio quello che noi facciamo dentro Aquilo casa. que nós falamos diante dos filhos. Ciò che noi diciamo davanti ai nostri O figli. respeito à palavra de Deus. Riguardo la parola di Dio. Os filhos de Eli não honravam o Senhor. I figli di Eli non onoravano il E Signore. Deus disse: eu vou encurtar a vida de vocês. E Dio ha detto: io accorcerò la vostra vita. Veja que palavra dura. Vedete che parola dura. Não haverá idosos na sua casa. Non ci saranno degli anziani a casa
tua. Ninguém vai envelhecer. Nessuno invecchierà. Vão morrer antes. Moriranno prima. E os 2 rapazes morreram cedo. E i 2 ragazzi sono morti prima, prematuramente. Eram jovens, morreram no campo de batalha. Erano giovani, sono morti in battaglia. Mas há uma segunda razão. Ma c'è una seconda ragione. Era uma fé muito imatura. Era una fede molto immatura. Presta atenção numa coisa. Prestate attenzione ad una cosa. Não basta ter fé. Non basta avere fede. Nós temos que ter fé na direção certa. Noi dobbiamo avere fede nella direzione giusta. E se você é um cristão, E se tu sei un cristiano, você tem que ter uma ambição de crescer. tu devi avere un'ambizione di crescita. Uma fé madura. Una fede matura. Jesus falou que tinham pessoas que tinham muita fé e outras tinham pouca fé. Gesù ha parlato di persone con molta fede e persone con poca fede. A Bíblia fala de uma fé madura. La Bibbia parla di una fede matura. Mas a Bíblia fala de crentes que não passam de tomar leite espiritual. Ma la Bibbia parla anche di credenti che bevono soltanto latte spirituale. Nós precisamos ter uma fé amadurecida. Noi dobbiamo avere una fede matura. Você vai perguntar, mas o que isso tem a ver com o texto e com a história da casa de Eli? Forse tu stai chiedendo, ma che c'entra tutto questo con il testo e con la casa di Eli? Presta atenção. Presta attenzione. Deus havia dado uma ordem a Israel e aos líderes. Dio aveva dato un ordine a Israele e ai leader. Nunca levem a arca para a batalha. Non portare mai l'arca in battaglia. A arca que simboliza a minha presença não pode ir para a guerra. L'arca che simboleggia la mia presenza non può andare a essere portata in guerra. Mas como Ofni e Finéias estavam perdendo para os filisteus, Ma come Hofni e Fineas stavano perdendo la battaglia per i Filistei, eles usaram a arca como um fetiche, como um símbolo. loro hanno usato quell'arca come un simbolo di magia, che ne so. Desobedeceram a Deus. Fetisce si dice, no? Hanno disobbedito Dio. Desobedeceram a Deus. Hanno disobbedito Dio. Levaram a arca para o meio da batalha. Hanno portato l'arca in mezzo alla battaglia. Desobedeceram a Deus. Hanno disobbedito Dio. E o inimigo levou a arca. E il nemico ha sottratto l'arca. Por causa de uma fé imatura. A causa di una fede immatura. De 2 homens que não tinham confiança na palavra. Di 2 uomini che non avevano fiducia nella parola di Dio. Uma pessoa com uma fé imatura prejudica a sua família. Una persona con una fede immatura pregiudica la sua famiglia. Uma fé imatura prejudica os filhos. Una fede immatura pregiudica i figli. Uma fé imatura prejudica o casamento. Una fede immatura pregiudica il matrimonio. O homem quer orar, a mulher não quer orar. L'uomo vuole pregare, la donna non vuole pregare. O homem não tem paciência para ler a palavra de Deus. L'uomo non ha pazienza per leggere la parola di Dio. Não ensina seus filhos. Non insegna ai suoi figli. A igreja não tem importância. La chiesa non è importante. As coisas de Deus não valem a pena. Le cose di Dio non valgono la pena. Então esse é um problema sério quando nós temos um casal, uma família imatura. Quindi questo è un serio problema quando noi abbiamo una coppia, una famiglia immatura. Irmãos, há alguns brasileiros que estão aqui hoje. Fratelli, ci sono alcuni brasiliani qui oggi. O Brasil tem passado nos últimos 20 anos uma revolução evangélica. Il Brasile sta attraversando negli ultimi 20 anni una rivoluzione evangelica. São mais de 50 milhões de evangélicos. Sono più di 50 milioni di evangelici. A nossa estatística é que dentro de 20 anos o Brasil vai passar a ser um país protestante. La stimativa è che entro 20 anni il Brasile diventerà un paese protestante. Mas nós estamos muito preocupados, pastor. Ma noi siamo molto preoccupati, Que pastore. nós que moramos lá, Se noi che viviamo là, estamos lá dentro. siamo là dentro. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Noi stiamo vedendo ciò che sta succedendo. Realmente há muitas pessoas indo às igrejas. Veramente la chiesa è molto frequentata da molte persone. Igrejas grandes, cheias, Chiese grandi, piene, mas muita imaturidade ma espiritual. c'è molta immaturità spirituale, Muito fetiche espiritual. molta scaramanzia spirituale. ho As trovato pessoas la não parola. têm maturidade. Le persone non hanno maturità, Não buscam a palavra. non cercano la parola, Não buscam oração. non cercano la preghiera, Não buscam uma casa edificada na rocha. non cercano di avere una casa edificata sulla roccia. Não adianta só quantidade de pessoas. È inutile avere solo quantità. Nós temos que ter pessoas fundamentadas na palavra. Noi dobbiamo avere delle persone fondamentate sulla parola. Então, uma segunda razão que levou a família de Eli à derrota Quindi foi imaturidade. una seconda ragione che ha portato la famiglia di Elia alla sconfitta è stata l'immaturità spirituale. Você está guardando no teu coração? Stai serbando nel tuo cuore?
A primeira razão, La prima ragione, eles não honravam a Deus. loro non onoravano Dio. A segunda razão, La seconda ragione, era uma fé imatura. loro avevano una fede immatura. E há uma terceira razão, E c'è una terza ragione, eles não tinham disciplina. loro non erano disciplinati. Aquela casa não tinha In disciplina. quella casa non c'era disciplina. Veja o que diz o capítulo 3, versículo 13. Vedete cosa dice il capitolo 3, versetto 13. E Deus se entristeceu com Eli. E Dio si è rattristato con Deus Eli. se entristeceu com Eli. Dio si è rattristato di Eli. Eu vou repetir, Deus se entristeceu com Eli. Dio si è rattristato con Porque Eli. Eli não corrigia seus filhos. Perché Eli non corriggeva i suoi figli. Porque Eli não corrigia seus filhos. Perché Eli non correggeva i suoi figli. Mas o Non capitolo- disciplinava i suoi figli. O capítulo 2, verso 29, Ma il capitolo 2, versetto 29, diz uma coisa ainda mais grave. dice una cosa ancora più grave. Eli honrava mais seus filhos do que a Deus. Eli onorava di più i suoi figli che a Dio. Eli honrava mais os seus filhos do que ao Senhor. Eli onorava di più i suoi figli a Dio. Ele praticava um pecado, Loro praticavano il peccato. o pecado da idolatria. Il peccato dell'idolatria. Seus filhos estavam na frente de I Deus. suoi figli venivano davanti a Dio. Há uma palavra no Brasil, não sei como é que ele vai traduzir. C'è una parola in Brasile, non so come tradurrà lui. Filiolatria. Figliolatria. É como se o filho estivesse no lugar do ídolo. È come se il figlio fosse al posto dell'idolo. Filiolatria. Figliolatria. O filho é mais importante que Deus. Il figlio è più importante di Dio. Seu filho, sua filha não são mais importantes do que o Senhor. Il tuo figlio, la tua figlia non sono più importanti del O Signore. meu filho está aqui. Il mio figlio è qui. Ele não é mais importante que o Senhor na minha Lui vida. non è più importante del Signore nella mia vita. A Bíblia ensina que quando eu amo a Deus La Bibbia insegna che quando io amo Dio de todo o coração, con tutto il mio cuore, então eu posso agora amar o outro. quindi io sono pronto per amare l'altro. Quando eu aprendo a amar a Deus, Perché quando io imparo ad amare Dio, então eu aprendo a amar o meu filho, quindi io imparo ad amare mio figlio, amar a minha esposa, amare mia moglie, amar os meus familiares. amare i miei familiari. Mas a Bíblia diz que ele inverteu o papel. Ma la Bibbia dice che Elia ha invertito i ruoli. Ele estava totalmente fora da vontade de Lui Deus. era totalmente fuori dalla volontà di Dio. E a Bíblia diz que ele não disciplinou os seus filhos. E la Bibbia dice che lui non ha disciplinato i suoi figli. Por favor, olhe para mim. Per favore guardatemi. Se não há disciplina, Se non c'è disciplina, não há correção de caráter. non c'è correzione di carattere. Se não há disciplina, Se non c'è disciplina, não há correção de caráter. non c'è correzione di carattere. Se você quer demonstrar amor pelo seu filho, Se tu vuoi dimostrare amore per il tuo figlio, corrige o seu filho. è ora che tu impari a correggere tuo figlio. Deus nos disciplina Dio ci disciplina e nos deu a capacidade para disciplinar os nossos e filhos. ci ha dato la capacità per disciplinare i nostri É figli. claro que eu estou falando de uma disciplina em amor. È ovvio che io sto parlando di una disciplina in amore. Não pais que espancam seus filhos, Non genitori che spancano, picchiano a sangue i suoi figli, maltratam seus filhos. maltrattano i suoi figli. Não, No, mas nós temos que disciplinar. ma noi dobbiamo disciplinare. A disciplina vai ensinar os nossos filhos. La disciplina insegnerà ai nostri figli. E a Bíblia diz que aquele que é disciplinado aprende a amar. E la Bibbia dice che colui che è disciplinato impara ad amare. O meu pai trabalhava muito com madeira. E mio padre lavorava il legno E meu pai, ele fazia pianos. e lui fabbricava i pianoforti. E eu me lembro que ele fazia pianos para uma loja muito grande no Brasil. E io mi ricordo che lui fabbricava questi pianoforti per un negozio molto grande in Brasile. Ele herdou essa habilidade do meu avô. E lui ha ereditato questa abilità dal mio nonno. Então, o meu pai chegou a trabalhar para uma loja chamada Mesbla no Brasil. E quindi mio padre è arrivato a lavorare per un negozio chiamato Mesbla in E ela Brasile. também vendia pianos, não E- só roupas. E questo negozio vendeva pianoforti e non solo vestiti. E uma vez na nossa vida, lá em casa, ele teve oportunidade de fazer muitas coisas com madeira. E una volta a casa nostra lui ha avuto l'opportunità di fare molte cose con il legno. Ele perdeu o emprego que ele tinha. Lui ha perso il lavoro che aveva E ele prima começou a fazer umas coisas em casa para vender para os vizinhos. e lui ha iniziato a fare delle cose in casa in legno per vendere ai vicini.
E ele fez uma coisa linda. E lui ha fatto una cosa bellissima. Eu achei que era para mim. Io pensavo che era per me. Eu era o filho mais velho de 3. Io ero il figlio più grande di 3. E quando eu cheguei em casa, vi um caminhão de madeira enorme. E quando sono arrivata a casa ho visto un camioncino in legno enorme. Eu falei, que caminhão lindo. Io ho detto che camion Abracei o bellissimo. caminhão. Ho abbracciato il camioncino. Mas meu pai disse, não, o caminhão não é seu. Ma mio padre ha detto no, il camioncino non è Eu tuo. fiz esse caminhão para o nosso vizinho. Io ho fatto questo camioncino per il nostro vicino di casa. E ele está me pagando e esse dinheiro é importante para nossa família. Lui mi pagherà e questi soldi sono importanti per la E nostra eu famiglia. fiquei muito triste e soltei o caminhão. E io mi sono rattristato tantissimo e ho lasciato stare il camioncino. Mas pai é pai. Ma padre è padre. E ele olhou para mim e disse, eu vou fazer um para E você. lui mi ha guardato e ha detto io farò uno per te, un E altro per ele te. fez um caminhão lindo. E lui ha fatto un camioncino bellissimo. Algum tempo depois eu cheguei em casa, E qualche tempo dopo sono arrivato a casa mas eu fiz uma coisa muito errada. e io ho fatto una cosa molto sbagliata. Aquele dia eu estava muito agitado. Quel giorno ero molto agitato. Fiz muita bagunça na minha casa. Ho fatto molti capricci a casa mia. Perturbei muito a minha mãe. Ho disturbato molto mia madre. E era o dia que meu pai ia me dar o caminhão e eu não sabia. Ed era il giorno in cui mio padre mi avrebbe regalato il camioncino, ma io non lo sapevo. E quando meu pai chegou em casa, todo feliz, E quando mio padre è arrivato a casa con tutto contento, ele estava com um embrulho grande na mão. e lui c'era questo grande pacco in E eu estava mano, com grande expectativa. lui aveva grande aspettativa. E a minha mãe chamou ele e disse, olha, ele hoje está terrível. E mia mamma l'ha chiamato e gli ha detto oggi lui è terribile. O meu pai desembalou o caminhão Allora mio padre ha strappato la carta e disse, olha que caminhão lindo, e mi ha fatto vedere il camioncino bellissimo. ele é seu, È tuo, mas você não vai poder tê-lo agora. ma tu non lo avrai adesso. Ele pegou o caminhão, Lui ha preso il camioncino, colocou em cima do móvel. ha messo sopra il mobile. Você está vendo que eu não sou tão grande, Voi vedete che io non sono così grande. eu não podia tocar no caminhão. Io non potevo toccare il camioncino. E ele disse para mim, você só vai ter o caminhão E lui mi ha detto tu avrai il camioncino se você obedecer. solo quando tu obbedirai. Há Imparai. uma relação de bênção e obediência. C'è un rapporto tra benedizione e obbedienza. Aquele dia foi tão importante Quel giorno è stato così importante que eu hoje estou contando isso para vocês aqui na Itália. che oggi io vi sto raccontando questo per voi in Italia. Muitas décadas depois, Molte decade dopo. a disciplina tem a sua La importância. disciplina ha la sua importanza. E os filhos de Eli não foram disciplinados. E i figli di Eli non sono stati disciplinati. E eu quero agora entrar na parte final da nossa reflexão. Adesso mi addentrerò nella parte finale della nostra riflessione. Eu mostrei a você as razões por que a glória de Deus se foi. Io vi ho fatto vedere le ragioni per cui la gloria di Dio se n'è andata. Você guardou isso no seu coração? Tu hai serbato questo nel tuo cuore. Não honravam a Deus, Loro non onoravano Dio, uma fé imatura, avevano una fede immatura, eles não eram disciplinados. loro non erano disciplinati E a glória de Deus se foi. e la gloria di Dio se n'è andata. Eles se afastaram, Loro si sono allontanati, eles desobedeceram. loro hanno disubbidito. Mas agora eu quero mostrar a você Ma ora voglio farti vedere as consequências. le conseguenze. Eu mostrei causas. Io ho fatto vedere le cause. Causas que levaram a glória de Deus a se afastar. Cause che hanno fatto sì che la gloria di Dio si allontanasse. Agora preste atenção. Ora prestate attenzione. Eu vou falar das Io consequências. parlerò delle conseguenze. Quando a glória de Deus se vai. Quando la gloria di Dio se ne va. Quando Deus não está presente na casa. Quando Dio non è presente nella casa. Quando nós desobedecemos. Quando noi disubbidiamo. Quando nós desagradamos o coração de Quando noi Deus. dispiacquiamo il cuore di Dio. Eu vou citar 4 consequências. Io citerò 4 conseguenze. Na história da casa de Eli. Nella storia della casa di Eli. A primeira, La prima, batalhas são perdidas. battaglie sono perse. Batalhas são perdidas. Si perdono delle battaglie. 34.000 soldados de Israel morreram na batalha. 34.000 soldati di Israele sono morti in battaglia. 34.000 soldados morreram nas mãos dos filisteus. 34.000 soldati sono morti nelle mani dei filistei. Você talvez possa estar hoje perdendo batalhas dentro da sua casa. Forse tu stai perdendo oggi in questo momento delle battaglie all'interno della tua Eu casa. quero que você reflita sobre isso. Io vorrei che tu riflettessi su questo. Quais as batalhas que eu estou perdendo? Quali sono le battaglie che io sto perdendo? Você pode estar perdendo uma batalha no casamento. Forse stai perdendo una battaglia nel matrimonio. Você pode estar perdendo um filho. Forse stai perdendo
perdendo un figlio. Você está perdendo a batalha na sua família. Forse stai perdendo una battaglia nella tua famiglia. As finanças estão sendo derrotadas. Le finanze vengono sconfitte. O futuro está sendo Il derrotado. futuro è sconfitto. Pensa nisso. Pensa a questo. Batalhas foram perdidas. Battaglie sono state perse. Quando houve desobediência, Quando c'è stata disobbedienza, será que você está perdendo algumas coisas por desobediência? sarà che tu stai perdendo delle cose a causa della disobbedienza? Essa é a primeira consequência. Questa è la prima conseguenza. Quando nós nos afastamos de Deus, Quando noi ci allontaniamo da Dio, quando a glória de Deus se vai, quando la gloria di Dio se ne va, quando somos desobedientes, quando siamo disobbedienti, nós começamos a perder batalhas. noi iniziamo a perdere le battaglie. Segunda consequência, Seconda conseguenza. 1 Samuel 3, verso 1. Primo Samuele 3 verso 1. Deus não falava. Dio non parlava. A Bíblia diz que as profecias eram raras. La Bibbia dice che le profezie erano rare. As visões eram raras. Le visioni erano rare. Deus não estava feliz com o povo. Dio non era felice con il popolo. Imagina isso. Immaginate questo, Meus irmãos, fratelli miei. a pior coisa na vida de uma pessoa cristã La cosa peggiore che possa succedere nella vita di una persona cristiana é quando ela não ouve mais a Deus. è quando lei non ascolta più Dio. Ela busca, mas não encontra. Cerca ma non trova. Ela fecha a porta, mas a voz não vem. Chiude la porta ma la voce non A arriva. palavra não chega. La parola non arriva. E por que que não chegava? E perché non arrivava? Por que que as profecias eram raras? Perché le profezie erano rare. Por que que Deus não estava falando? Perché Dio non stava parlando. Por que que Deus estava em silêncio? Perché Dio era in silenzio. Porque era a consequência do que estava acontecendo na casa do sacerdote. Perché era conseguenza di ciò che stava succedendo nella casa del sacerdote. Aquilo que devia ser a palavra do Senhor. È quella che doveva essere la parola del Signore. Aquele que transmitia a palavra do Senhor. Quello che doveva trasmettere la parola del Signore. Estava vivendo uma vida que Deus não se agradava. Stava vivendo una vita che non piaceva a Dio. Então, primeiro, batalhas são perdidas na Quindi casa. battaglie vengono perse in casa. Quando a gente vive uma vida infernal em casa, Quando viviamo una vita infernale dentro di casa. como é que vai ouvir a Deus? Come si può ascoltare Dio? Eu só ouço gritos. Io sento soltanto le urla. Eu só ouço brigas. Io ascolto soltanto i litigi. Eu só ouço confusão. Io ascolto soltanto confusione. Eu não tenho como ouvir a Deus. Non è possibile ascoltare Dio. Terceira consequência, La terza conseguenza. a dor. Il dolore. Dor. Dolore. Dor. Dolore. Teve dor na casa de Eli. C'è stato dolore nella casa di Eli. Teve dor com a nora de Eli. C'è stato dolore con la nuora di Eli. Teve dor com os filhos de Eli. C'è stato dolore con i figli di Eli. Eles foram mortos. Loro sono stati morti. Aquela mulher teve o seu filho Icabode com dores. Quella donna ha avuto il suo figlio Icabode con il dolore. O menino recebe um nome terrível. Il bambino riceve un nome terribile. Tinha dor na casa de Eli. C'era dolore nella casa di Eli. A terceira consequência La terza conseguenza que eu vejo nessa família e nesse texto. che io vedo in questa famiglia, in questo testo. Quando uma família desobedece e vai para longe. Quando una famiglia disobbedisce e va lontana. Quando você chega na casa de um crente, você não percebe a glória e a presença de Deus. Quando tu arrivi a casa di un credente, tu non percepisci la gloria e la presenza di Dio. Com certeza tem dor naquela casa. Sicuramente c'è dolore in quella Tem casa. dor naquela casa. C'è dolore in quella casa. Eu me lembro algum tempo atrás. Io mi ricordo tempo fa. Havia uma mulher que estava levando sua filha adolescente na igreja. C'era una donna che portava sua figlia adolescente in chiesa. Mas a sua casa estava vivendo um inferno. Ma casa sua stava vivendo un inferno. Havia muita violência, muito abuso. C'era molta violenza, molto abuso. O marido batia na sua esposa. Il marito picchiava la moglie. Os pais não ensinavam seus I filhos. genitori non insegnavano i propri figli. Os filhos estavam perdidos. I figli erano persi. E um dia ela estava querendo ir para a igreja. E un giorno quella donna voleva andare in chiesa, Mas ela não chegou na igreja. ma lei non è arrivata in chiesa. Mas ela fez uma ligação para a igreja. Ma lei ha fatto una chiamata in chiesa. Ela fez uma chamada para a secretária da Lei ha igreja. chiamato la segretaria della chiesa. E ela disse: eu não posso ir à igreja. E lei ha detto: io non posso venire in Orem chiesa. por mim, Prega per me, porque a minha filha perché
mia figlia se jogou do 13º andar do prédio. si è buttata dal 13° piano del palazzo E o corpo dela está lá embaixo, ela está e morta. il suo corpo si trova lassù, è morta. Havia dor naquela C'era casa. dolore in quella casa, Havia dor infernal. c'era dolore infernale. O diabo veio matar, roubar e Il destruir. diavolo è venuto per uccidere, rubare e distruggere. Você nunca pode perder isso da sua mente. Tu non puoi perdere mai questo dalla tua Foi o mente. nosso Senhor Jesus que ensinou. È stato il nostro Signore Gesù che ha insegnato. O mal quer destruir você. Il male ti vuole distruggere. O mal quer matar você e toda a sua Il família. male vuole uccidere te e tutta la tua Ele famiglia. quer roubar a sua paz. Lui vuole rubare la Ele tua quer roubar a pace. sua Lui alegria. vuole rubare la tua Ele quer gioia. incutir sofrimento. Lui vuole incutere sofferenza. Não se iluda. Non illudetevi. Só tem dois caminhos. Ci sono due vie Ou soltanto. nós vamos andar na presença de Deus. O camminiamo nella presenza di Dio, Ou nós vamos levar nossa família para a presença de Deus. o noi porteremo la nostra famiglia nella presenza di Dio. Ou o diabo vai entrar na brecha. O il diavolo entrerà nella breccia. Ou o diabo vai roubar um filho. O il diavolo ruberà un figlio. Ou o diabo vai minar o seu O il casamento. diavolo minerà il suo matrimonio. Havia dor na casa de C'era Eli. dolore nella casa di Eli. Havia sofrimento na C'era casa de Eli. sofferenza nella casa di Eli. Mas há uma quarta coisa terrível. Ma c'è una quarta cosa terribile. Não só a dor. Non solo il dolore. Não só não podia se ouvir mais a Deus. Non solo non si poteva più sentire Dio. Mas uma outra coisa terrível naquela casa. Ma un'altra cosa terribile in quella A casa. morte tomou conta daquela família. La morte si è impadronita di quella famiglia. Isto é terrível. E questo è terribile. O capítulo 2 vai dizer: Il capitolo 2 dirà: quando Deus, vendo toda a desobediência, quando Dio, vedendo tutta la disobbedienza, não haverá mais idosos na sua non casa. ci saranno più anziani nella tua É casa. como se a morte se instalou ali. È come se la morte si fosse instaurata lì. Eli, o sacerdote, deixou uma brecha. E lì ha lasciato una breccia. Ele não buscava Deus. Lui non cercava Dio. Ele não ensinava seus filhos. Lui non insegnava i suoi figli. Ele não corrigia seus filhos. Lui non correggeva i suoi figli. Ele era idólatra. Lui era un idolatra. Ele estava desvirtuando todo o povo. Lui stava allontanando tutto il popolo. Ele estava levando o povo para longe de Deus. Lui stava conducendo il popolo lontano da Dio. Ele devia trazer o povo para perto de Deus. Lui voleva portare il popolo vicino a Dio, Mas o povo estava longe. ma il popolo si trovava lontano da Havia Dio. morte naquela casa. C'era morte in quella casa. Havia morte naquela casa. C'era morte in quella casa. Há muitos anos atrás eu tinha um amigo chamado Juca. E molti anni fa ho avuto un amico che si chiamava Giunca. Eu tinha me convertido a Cristo na minha juventude. Io mi sono convertito a Cristo durante la mia gioventù. E um dos trabalhos que nós fazíamos na igreja lá no Rio de Janeiro era visitar os presídios da cidade. E uno dei lavori che noi facevamo nella nostra chiesa a Rio era quello di visitare gli incarcerati. E eu ia muito nos presídios do Rio de Janeiro. E io visitavo spesso i presidi, le carceri di Rio de Janeiro. E havia um presídio muito importante. E c'era un carcere molto importante. Prisioneiros muito perigosos. E incarcerati molto pericolosi. Esse presídio ficava num lugar belíssimo chamado Ilha Grande. Questo carcere si trovava in un posto bellissimo che si chiamava Isola Grande. A Ilha Grande era um lugar só de presos terríveis. E l'Isola Grande o Ilha Grande era un posto dove si trovavano i presidiari terribili, E eu me lembro incarcerati que terribili. nós jogávamos bola e que o Juca jogava bola com a gente. E noi giocavamo a pallone e Giuca giocava a pallone insieme a noi. Mas o Juca sumiu. Ma Giuca è sparito, è scomparso. Nunca mais vi o Juca. Non abbiamo mai più sentito parlare di Giuca. Um dia eu estava no presídio com a igreja. E un giorno mi trovavo proprio in carcere con la chiesa. E quando eu estava me dirigindo para um lugar de um culto, E quindi mentre noi ci indirizzavamo ad un posto dove ci sarebbe stato un culto, eu ouvi uma voz que dizia assim: Vandinho. io sento una voce che diceva Vandinho. E era o Juca que estava ali. E era Giuca che si trovava lì. O Juca estava no presídio de segurança máxima. E Giuca si trovava in un carcere di massima sicurezza. E eu fiquei muito atônito. E io sono rimasto sconvolto. Mas o que você está fazendo Ma che aqui? stai facendo qui?
Eu nunca mais vi você na rua. Io non ti ho mai visto per strada. Nós não jogamos mais bola juntos lá na escola Tamandaré. Noi non giochiamo più a pallone insieme nella scuola Tamandaré. E ele disse: eu matei um homem. E lui mi ha detto: io ho ucciso un uomo. Eu matei um homem e fui para cima dele com uma faca de churrascaria. Io l'ho ucciso con Um espeto. uno spiedo da churrascaria. E eu fui roubar um relógio e eu matei ele com aquele espeto. E quindi per rubare l'orologio io l'ho ucciso con quello spiedo. E eu estou agora na prisão. E adesso mi trovo in prigione. E naquele dia, E in quel giorno Juca começou a contar da sua vida. Giuca ha iniziato a raccontare della sua vita. Havia ódio no coração C'era dele. odio nel suo cuore. Havia raiva. C'era rabbia. Havia vontade de machucar. C'era volontà di fare del male. Mas daqui a pouco, Ma da lì un po' ele estava conversando comigo. lui stava parlando con me E ele começou a falar como o seu pai o machucava. e lui ha iniziato a parlare di come suo padre gli faceva male. Como seu pai abusava dele. Come suo padre abusava di lui. Como seu pai maltratava a Come ele. suo padre lo maltrattava. E agora eu pude entender a história do Juca. E in quel momento ho potuto comprendere la storia di Giuca. Nós carregamos as histórias das nossas famílias. Noi portiamo con noi le storie della nostra famiglia. A nossa vida hoje é o somatório de muitas coisas das nossas casas. La nostra vita oggi è la somma di molte cose vissute all'interno della nostra O que famiglia. aconteceu na casa de Eli afetou seus filhos. Quello che era successo nella casa di Eli ha fatto del male ai suoi figli. O que aconteceu na sua casa afeta você. E quello che succede in casa tua fa del male a te. O que aconteceu no seu passado afeta o seu casamento Quello hoje. che è successo nel tuo passato fa del male al tuo matrimonio oggi. Até a maneira como você cria os seus filhos tem a ver com o seu passado. Addirittura il modo come cresci i tuoi figli ha a che fare con il tuo passato. Por isso que a Bíblia nos manda até ordenar o nosso passado. Manda? Organizar o passado. Ed è per questo che la Bibbia dice addirittura che noi dobbiamo ordinare il nostro Entender o passato, passado. capire il passato, Organizar comprenderlo, toda a vida. ordinare tutta la nostra vita Para que o passado não nos destrua. perché il passato non ci distrugga. Tem muita gente repetindo a história dos seus pais. Ci sono molte persone che ripetono la storia, le storie dei propri genitori, Pais que destroem seus filhos. genitori che distruggono i propri figli E os filhos vão destruir seus filhos. e i figli a loro volta distruggeranno i loro figli. Tudo que fazemos em casa Ogni cosa facciamo in casa tem consequências na nossa ha família. delle conseguenze nella nostra famiglia. Meus irmãos, nós podíamos dizer muitas coisas sobre a casa de Eli. Fratelli, potevamo dire molte cose sulla casa di Eli, Muitas coisas sobre a vida de Ofni e Finéias, seus dois filhos. molte cose sulla vita di Hofni, Finea e suoi figli, A história da sua nora. la storia della sua nuora. A casa de Eli passou uma tragédia. La casa di Eli ha attraversato una A tragedia. glória de Deus se foi. La gloria di Dio se n'è andata. Que este encontro hoje aqui, Che questo incontro oggi qui, que nós não estamos aqui por acaso. noi non siamo qui per caso. Deus nos trouxe aqui. Dio ci ha portati qui Isso não é um encontro qualquer. e questo non è un incontro qualunque. A presença de Deus está aqui. La presenza di Dio è qui. A presenza de Deus está aqui. La presenza di Dio è qui. Você acredita Tu nisso? credi a questo? Onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, eu vou estar presente. Dove si riuniscono 2 o 3 nel mio nome, io sarò presente. Ele ama você. Lui ti ama. Ele ama a sua casa. Lui ama casa tua. Ele tem um projeto para a sua Lui ha un família. progetto per la tua famiglia. Essa é uma noite de Questa advertência è una serata di avvertimento para que nós possamos prestar atenção no que está acontecendo. affinché possiamo prestare attenzione a tutto ciò che sta succedendo. E lembra de uma coisa: E ricordati una cosa: todas as coisas grandes que acontecem numa família, tutte le cose grandi che avvengono all'interno di una todas famiglia, as coisas grandes que acontecem num casamento, tutte le cose grandi che avvengono all'interno di un matrimonio, começou pequeno. è iniziato da Eram piccolino. coisas bem pequenas, Erano cose piccoline, mas elas foram crescendo. ma sono cresciute. Não havia correção, Non c'era correzione, não havia disciplina, non c'era disciplina, não havia movimento de amor. non c'era movimento di amore. Quando você ama o seu cônjuge, Quando tu ami il tuo coniuge,
você vai corrigir, tu correggerai, você vai tentar fazer de tudo para que tudo dê certo. tu cercherai di fare qualsiasi cosa perché le cose possano andare bene. Um casamento é uma motivação de duas pessoas. Il matrimonio è la motivazione di due persone. O casamento só dá certo quando os dois Il querem. matrimonio va avanti soltanto quando tutte e due vogliono. Não adianta um só querer. È inutile che uno só voglia. Não há casamento se um só quer. Non esiste matrimonio quando soltanto uno ha la voglia. Os dois têm que querer. Tutte e due devono volere. Os dois têm que investir. Tutte e due devono investire Os perché il dois têm que matrimonio vada corrigir avanti. as rotas. Tutte e due devono correggere le rotte. Isso é muito importante. Questo è molto importante. Então que nós possamos pegar a lição desta noite, Quindi che noi possiamo prendere la lezione di questa sera, que veio da palavra de Deus, che è venuta dalla parola di Dio, e que nós possamos pensar na nossa e família. che noi possiamo pensare alla nostra famiglia. Nós estamos aqui na presença do Senhor, Noi siamo qui nella presenza del Signore, da palavra do Senhor. della parola del E Signore. eu peço a Deus E io chiedo a Dio que nunca a voz de Deus se cale no seu coração. che mai la voce di Dio possa tacere nel tuo Que cuore, você possa ouvir a Deus. che tu possa sentire Dio. E uma outra coisa importante: E un'altra cosa importante, nem sempre aquilo que Deus fala é bom para você. non sempre quello che Dio parla è buono per te. Você vai achar que é ruim, que é amargo. A volte tu dirai no, ma questo non va bene, è amaro. Mas a vontade de Deus Ma la volontà di Dio é boa, è agradável buona, e perfeita. perfetta e dilettevole. Por mais que você não ache bom, Anche se tu non creda sia la cosa migliore per por te, mais que você ache amargo, anche se quella volontà di Dio ti sembra amara, obedeça o Senhor. è importante obbedire il Eu Signore. queria que nós pudéssemos agora ter um momento de oração. E io vorrei che noi potessimo avere adesso un momento di preghiera. Se você puder ficar em pé, Se tu ti puoi alzare, se o Ministério de Louvor quiser vir aqui. chiedo al Ministero di Lode se può venire qui. E agora nós vamos pensar. E adesso noi penseremo. Você vai pensar sozinho, não vai pensar com seu marido, com a sua esposa, com seus Tu filhos. penserai da solo, non penserai né con la tua moglie né con il tuo marito. Cada um de nós vai pensar na sua vida. E ognuno penserà alla propria vita E o que você está fazendo com a sua casa. e ciò che tu stai facendo con casa tua, O con la que tua casa. Deus está falando hoje com você. Che cosa Dio ti sta parlando oggi? Não deixe que na sua casa se instale aquilo que desagrada ao Senhor. Non permettere che in casa tua si instauri ciò che dispiace al Signore. Nós cantamos uma música há pouco. Noi abbiamo cantato una musica poco E eu vou fa pedir ao pastor Caio que nos permita cantar de novo. e io chiederò al pastore Caio se la possiamo cantare di nuovo. Essa música fala da bênção de Deus. E questa lode parla della benedizione di Dio. Sobre a casa, sobre os filhos, sobre as gerações. Sulla casa, sui figli, sulle E generazioni. nós vamos orar ao Senhor. Noi pregheremo il Signore. E agora com muita sinceridade. E in questo momento e con molta sincerità Eu queria que você colocasse a sua família diante de Deus. io vorrei che tu presentassi la tua famiglia davanti a Dio. Se você quer orar assim comigo, eu quero pedir que você venha aqui à frente para a Se tu gente orar vuoi junto. pregare in questo modo con me, ti invito a venire qui davanti a Pode pregare sair da insieme sua a me. cadeira e venha até aqui. Lascia il posto dove sei, vieni Nós vamos qui. clamar pela sua família. Noi pregheremo per la tua Você famiglia. vai clamar pela sua família. Tu pregherai per la tua famiglia. Quem sabe hoje você viu na vida de Eli algumas coisas que estão acontecendo na sua casa. Forse oggi hai visto nella vita di Elia alcune cose che stanno succedendo nella tua Então casa. venha simbolicamente ao altar. Allora, vieni simbolicamente all'altare. Aqui não tem altar. Qui non c'è l'altare. Aqui tem um palco. Qui c'è un palco. O altar é o coração. L'altare è il cuore. Venite qua davanti. Então Potete você vai avvicinarvi. colocar a sua vida diante dele. Quindi tu presenterai la tua vita davanti a lui. Venite, avvicinatevi così Nós tutti vamos ter possono. 2 momentos de oração. Noi avremo 2 momenti di preghiera. No primeiro nós vamos cantar orando Nel primo momento noi canteremo pregando a bênção. la benedizione. Esse cântico é muito forte. Questo canto, questa lode è molto forte. Você vai cantar pensando na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, Canterai pensando alla tua casa, ai tuoi figli, al tuo matrimonio, nos seus pais, ai tuoi genitori, naqueles que estão dentro do seu lar. a quelli che si trovano all'interno della tua casa. E o segundo momento eu vou levantar um clamor com vocês. E il secondo momento io pregherò per voi. Nós vamos colocar nossas casas diante de Noi Deus. presenteremo le nostre case davanti a Dio. Vamos cantar primeiro. Cantiamo.
che risplenda il suo volto e la sua grazia su di te, ti rivolga il suo sguardo e sia pace in te. Pense no seu casamento, che il tuo matrimonio, nos seus filhos, i tuoi figli, nas gerações que virão. nelle generazioni che verranno, Pense nos seus pais, i tuoi genitori, na sua casa. la tua casa. Peça a Deus que abençoe a sua casa Chiedi a Dio di benedire casa tua e diga amém. e di Que amen. assim seja. Così sia. Você agora virasse o seu corpo para onde você acha que está a sua casa. Se Io é pra vorrei lá, che tu pra cá, ti girassi pra lá, a dove ou pra pensi cá. si trova casa tua, Vira o seu o da corpo quella na direção parte, que você acha o que está da a là, sua o da casa. qua, o qui davanti, dove pensi si trova casa Eu queria que tua. você levantasse a mão nessa direção. Io vorrei che tu alzassi la tua mano in questa Que direzione, você clamasse pela sua casa. che tu pregassi per casa tua. Você tem autoridade espiritual. Tu hai autorità spirituale, A autoridade da sua casa é sua. l'autorità di casa tua è tua. Você, marido, a autoridade é sua. Tu marito, l'autorità è tua. Você, esposa, a autoridade é sua. Tu moglie, l'autorità è tua. Senhor Deus, Signore Dio, o Senhor está vendo o nosso coração. Signore, tu stai vedendo il nostro cuore. Nós fomos mexidos com a história de Eli. Noi siamo stati scossi dalla storia di Eli. O Senhor colocou diante de nós esse texto da tua palavra. Tu hai messo davanti a noi questo testo della tua parola. E agora eu clamo ao Senhor pelas famílias aqui. E adesso io prego il Signore per le famiglie che sono A qui. cada irmão, cada irmã que está aqui. Per ogni fratello, per ogni sorella che è qui. Maridos, esposas, Mariti, spose, filhos, irmãos. figli, fratelli. Pai, nós estamos com as mãos levantadas na Padre, direção da nossa le casa. nostre mani sono alzate in direzione alle nostre case. Nós suplicamos ao Senhor, Noi supplichiamo il Signore repreenda toda a obra do inferno che tu possa riprendere ogni opera dell'inferno que vem contra a nossa che casa. vieni contro casa nostra. Dê saúde à nossa Che tu família, possa dare salute alla nostra famiglia. saúde física, saúde Salute psicológica, fisica, salute psicologica, saúde espiritual. salute spirituale. E ó Deus, que cada um de Oh nós Dio, che ognuno di noi seja obediente à tua sia palavra, obbediente alla tua parola. faça a tua vontade. Fai la tua volontà. Pai, não afasta de nós a tua glória. Padre, non allontanare da noi la tua gloria. Que teu Espírito Santo domine cada cômodo Che il tuo spirito possa dominare ogni comodo, do ogni nosso stanza, coração, ogni situazione da nossa casa. della nostra casa. Repreendido está, Senhor, Noi riprendiamo, Signore, nel nome di Gesù, toda obra maligna ogni opera maligna e que o teu Espírito e che il Santo tuo Spirito Santo domine todo o ambiente possa dominare ogni e ambiente, que a nossa casa che la nostra casa seja um ambiente seguro, sia un ambiente sicuro, que os nossos filhos sejam che i saudáveis, nostri figli siano sani, que o casamento seja harmonioso,
harmonioso. Che il matrimonio sia armonioso. Que os jovens que vão casar Che i giovani che si sposeranno possam fazer escolhas na tua presença. possano fare delle scelte nella tua Que presenza. nós façamos a tua vontade. Che noi facciamo la tua volontà. Abençoa cada família representada aqui, Senhor. Benedici ogni famiglia rappresentata qui, Signore. Nós entregamos no teu Noi altar. consegniamo davanti al tuo altare. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Amém, amém, Amen. amém. Pastor, cara. Dio ti ha benedetto oggi? Amém. Só 3 persone. Pastore, ricominciamo tutto da capo. Dio ti ha benedetto, possa dire un amen? Amém. Veramente, quanto è bello sentire questa gloria, la parola che si rivela e che possa trasformare le nostre famiglie e le nostre case. Amém, Chiesa? Possiamo finire questo culto cantando con la prima canzone? Sì, possiamo, sì. La notte è corta oggi per noi. Ok. Possiamo cantare novamente questo canto che parla della grazia, che possa inondare ogni famiglia qua con la grazia del nostro Signore. Amém, Chiesa? Dopo, quando finiamo questo canto, c'è qualcosa lì da mangiare, da bere, o ricavato di questo per le famiglie, per il nostro incontro di coppia che faremo a Kranica agora, in Slovenia, 21, 22, 23 novembre. Per favore, se tu sei una coppia, já comincia a risparmiare e fissare questa data. Staremo in Slovenia lì e stiamo facendo adesso ricavato che sia veramente una benedizione per noi, ok? Pastore Wander sarà con noi qua anche domani con i giovani e domenica con la chiesa. E se volete un incontro con lui domani pomeriggio, lui non lo sa ma adesso sta sapendo, lui sarà disponibile a qualche incontro personale, ok? Pastore Wander è qua e se volete potete parlare con me o direttamente con lui per un incontro con lui domani, ok? Eu penso che gli altri avvisi sono questi, ok? Non ci sono gli avvisi? Possiamo stare in piedi? Cantiamo? E possiamo cantare questo canto con allegria, con gioia, con l'entusiasmo che Dio ci ha dato. Lo Spirito Santo è con noi e che questa intensità spirituale possiamo cantare, ok? Emerson, sentirà la nostalgia di Pastore Caio, né? Va bene, 3, 2, 1, va! Chi vince il buio ed il peccato, il cui amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi sfotte tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in ogni istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re.
grazia tua, che il tuo infinito amore hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh Gesù, io canto di ciò che hai fatto